Voi siete qui per protestare, questa accoglienza così non si fa. Sì, no, perché vede, un'accoglienza di questo tipo, quando deve essere fatta, deve essere condivisa, deve essere verificata, deve essere, cioè capire bene chi arriva, quanti arrivano, in che struttura. Accoglienze di questo tipo non va bene. Quando arrivano delle persone, diciamo con le esperienze che hanno, metterle qui in numero consistente dove manca un po' di tutto, voglio vedere cosa succede. Sono arrivati e hanno srotolato uno striscione, no a questa forma di accoglienza. A farlo i residenti di Selvazzano Dentro, preoccupati per l'arrivo dei migranti in questa palestra. È ovvio che, lo vedete anche voi, questo diventa un piccolo campo di concentramento perché non c'è spazio al di là di questa piccola area appunto contigua al nido, non c'è spazio per niente, insomma, se non per fare due passi dentro la palestra, non so quanto sarà la temperatura e come possano rimanere a tempo indeterminato delle persone che avranno poi diritto di integrarsi in altri tempi, in altri modi. Stiamo parlando di 40 persone, cioè un conto è che vengano qua, che so, un'ora per vedere una partitina e un conto è che poi devono essere stivate, come si può dire, perché visto che il luogo è piccolo, non so poi in che condizioni o cosa penseranno, come stanno. L'asilo nido è subito qui a fianco e la mattina ci sono mamme e bambini piccoli, oltre che piccolissimi anche i piccoli fratellini eccetera. E, sì, c'è della preoccupazione sicuramente da padre e da cittadino. Sul cancello della palestra era comparso questo cartello di benvenuto scritto in varie lingue, ma non tutti la pensano così in questa frazione a ridosso dei Colli Euganei e ai confini con Teolo. Una preoccupazione che aumenta per la presenza a reggere il comune di un commissario prefettizio dopo la caduta della giunta guidata da Giovanna Rossi. Sicuramente l'attenzione sarà massima, quindi chiediamo appunto, come c'è stato appunto appena detto, che questa sia una misura estremamente provvisoria.